Allarme. Collassata la diga della Stua in Val Canzoi nel Bellunese. Allontanarsi dai corsi d'acqua. Per fortuna solo un'esercitazione, una prova annunciata del sistema IT Alert coordinata dall'assessorato regionale di protezione civile con il Dipartimento Nazionale diretto da Fabrizio Curcio. Il suono prolungato di allerta ha agganciato i cellulari di tutti i cittadini che si sono trovati anche solo di passaggio nel perimetro amministrativo dell'area individuata dal test. Tutti tranne chi si trovava in Val Canzoi, ha fatto sapere l'assessore Giampaolo Bottacin, che ha segnalato il problema noto dell'assenza di segnale proprio nella vallata della diga della Stua. Una conferma, spiega Bottacin, della necessità di provvedere e implementare la copertura telefonica nelle aree che il sistema individua di volta in volta per rafforzare la sicurezza in caso di reale emergenza. Il test ha simulato il collasso dello sbarramento e l'allarme è scattato in 4 comuni bellunesi: Borgo Valbelluna, Cesio Maggiore, Feltre e Sette Ville, e in 10 comuni del Trevigiano: Crocetta del Montello, Giavera, Moriago e Nervesa, Pederobba, Segusino, Sernaglia della Battaglia, Valdobbiadene, Vidor e Volpago del Montello. Per il Veneto si tratta del terzo test IT Alert, dopo quello generale di settembre 2023. Nei prossimi mesi ne seguiranno altri 2, un primo a simulazione di un incidente rilevante che riguarderà uno stabilimento industriale e un secondo a simulazione di un incidente nucleare.